Buonasera a tutti, benvenuti. Terza giornata di Strangius, Festival internazionale della letteratura autobiografica. Dico due parole sulla missione del nostro festival. Il nostro festival prende spunto dal libro autobiografico del nostro illustre concittadino Vico Mossa, I Cavilli, un libro autobiografico molto importante per la nostra comunità in quanto ci testimonia le nostre origini, le nostre radici, ci aiuta a comprendere noi stessi sia nel senso individuale sia nel senso collettivo. Il festival intende promuovere e riconoscere il valore della letteratura autobiografica come testimonianza, quindi l'idea è quella di invitare diversi scrittori, diversi testimoni di culture diverse, altre dalla nostra, per permetterci un sereno confronto, un proficuo confronto, un confronto incentrato sul rispetto reciproco, sulla curiosità, sulla voglia di avvicinare il diverso e in qualche modo riconoscersi in esso. L'idea del festival è tutta qua, un modo ben preciso di confrontarsi, un modo ben preciso di interpretare il diverso, il forestiero, l'alieno in qualche modo come qualcosa di assolutamente positivo, come qualcosa che ci arricchisce. Quindi lungi da noi l'idea di riconoscere in esso qualcosa di pericoloso, di fastidioso, ma noi cerchiamo questo confronto, cerchiamo il rapporto con tutto ciò che si differenzia in qualche modo da noi. Oggi, terza giornata del festival, discuteremo del tema identità e consapevolezza nella convivialità. La nostra prima graditissima ospite è Paola Iacrino Idelson, verrà presentata dalla nostra Cinzia Tveri, da qualche mese bibliotecaria, ha raccolto il testimone della ormai leggendaria Fabiola Onnis, della cara Fabiola. Dopo una parentesi abbastanza triste di qualche mese dove il bibliotecario è stato il sottoscritto, ci siamo ripresi comunque con la brava Cinzia, una professionista che conosco da tanti anni e quindi ritengo che possa in qualche modo aiutarci a risollevare la nostra comunità dopo questo periodo un po' difficile. Una persona che ha un carattere straordinario che riuscirà sicuramente ad accogliere i nostri utenti nel modo migliore. Ma direi, bando alle ciance, auguro a tutti una buona serata, buon lavoro. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, io ringrazio Guido per l'introduzione e per la presentazione. Io in verità mi prendo qualche minuto prima di iniziare l'incontro perché volevo ringraziare la comunità di Serramanna veramente perché da quando sono arrivata qui a luglio ho ricevuto un'accoglienza veramente molto calorosa e speciale, ecco, quindi di questo vi ringrazio. È successo pochissimi giorni fa, era una giornata veramente molto fredda e pioveva dalla mattina e a un certo punto della sera è arrivata una signora in biblioteca con una tazza d'acqua bollente e una bustina con la tisana, insomma. Se non è cibo questo per il corpo e per l'anima, io veramente non saprei come altro definirlo. Quindi veramente grazie. Raccolgo il testimone che mi viene lasciato in parte da Guido, che è stato un mio collega per tanti anni nel sistema Marmillo, per una decina d'anni circa, e in parte, ma forse soprattutto anche da Fabiola, che insieme a voi ha costruito tantissimo per i servizi bibliotecari di Serramanna e che io saluto anche, oggi non poteva essere qui, ma spero che ci stia seguendo almeno in streaming.
e mi impegno a proseguire lungo questo percorso iniziato già da tempo. Bene, io do a mia volta il benvenuto alla dottoressa Paola Iaccarino-Idelson, benvenuta a Serramanna. La dottoressa Paola Iaccarino-Idelson è una biologa nutrizionista specializzata in scienza dell'alimentazione, è una ricercatrice, a un certo punto della sua vita credo sia insomma, entrata in contatto con la dottoressa Jean-Chosen Weiss e quindi con il protocollo Mindful Eating, di cui stasera vi parleremo. È tra le altre cose cofondatrice del Centro di Alimentazione Consapevole insieme alla dottoressa Marina Mosca. La salutiamo. Ed è quindi coautrice insieme a Marina Mosca di questo libro, Mindful Kitchen, edito da Damiani Editore, ed è curatrice dell'edizione italiana di Mindful Eating. Questo libro ugualmente esce quest'anno per Damiani Editore in edizione aggiornata ed è stato scritto dalla dottoressa Jean-Chosen Weiss. Nei giorni scorsi io ho sentito un pochino la dottoressa Paola e ci siamo un po' messe in contatto e le raccontavo che questo libro è arrivato un pochino sulla mia strada a completamento di un percorso che è del tutto personale, però ecco, come un arricchimento di un percorso già iniziato. E a me come bibliotecaria piace pensare che i libri siano sempre dei ponti o delle finestre aperte su qualcos'altro e spesso sento questa frase che forse per certi versi è anche un po' altisonante: la letteratura ci salverà la vita. Allora io, che non perdo occasione da buona bibliotecaria per fare promozione della lettura, forse attribuirei questa funzione un pochino salvifica più che alla letteratura, alla lettura. Perché ognuno di noi si approccia ad un testo con tutto ciò che è, con tutto ciò che ha vissuto, la persona che è in quel momento, e quel libro, quella lettura fa scattare ragionamenti nuovi, idee nuove e quindi in qualche modo opera un cambiamento. Ma perché vi dico tutto questo? Non per annoiarvi, ma perché questo ci riporta al festival. Un festival che è improntato sulla componente autobiografica. E che cos'è questa componente? Secondo me rappresenta proprio tutte le esperienze che ognuno di noi vive e che poi vanno per forza di cose a confluire in quello che facciamo nella vita di tutti i giorni, nella vita personale, così come nel lavoro. E quindi la mia prima domanda per la dottoressa Paola Iaccarino-Idelson è proprio questa: che cosa l'ha spinta, se c'è stata una motivazione forte che l'ha portata ad intraprendere questo percorso di studi e a svolgere questo lavoro. E poi, se vuole, e ci racconta qualcosa anche di Marina, che non c'è, però ci fa piacere. Allora, innanzitutto, pronto? No? Come facciamo? Si sente questo, sì. Innanzitutto grazie mille di avermi invitato, di avermi fatto fare questo bel viaggio, anche se un po' avventuroso, fino in Sardegna. E allora, è una domanda, poiché è un festival della letteratura autobiografica, mi permetto veramente di essere lunga, cioè nel senso che mi permetto una versione un po' più lunga che racconta un po' la mia vita su questa domanda che mi ha fatto. E tra l'altro c'entra moltissimo anche una persona che è qui in sala, che è Sergio Loi, con cui io sono andata in Africa 5 anni fa oramai, perché qual è stato il motivo che mi ha portato a fare questo mestiere? In realtà il motivo che mi ha portato a fare questo mestiere è stato il mio grosso interesse per l'alimentazione da sempre e il mio grosso interesse a voler aiutare le persone. Mettere queste due cose insieme significava per me, da
devo dire bambina e adolescente, andare in Africa a lavorare con la malnutrizione per difetto. Cosa che in realtà sono riuscita a fare in maniera veramente molto, forse direi periferica, e dopo un percorso di studio, un percorso di formazione molto molto a zigzag, molto che è passato per la biologia, per l'antropologia e veramente per tante cose. E mi sono resa conto in realtà però che aiutare le persone si può fare anche non solo andando dall'altra parte del mondo, ma si può fare anche dove si vive, e che l'alimentazione non è aiutare le persone a mangiare meglio, ha una fortissima valenza politica e ha una fortissima valenza paradossalmente che aiuta anche l'altra parte del mondo. Cioè, se noi da questa parte del mondo mangiamo in maniera più consapevole, facciamo delle scelte più consapevoli, più sostenibili, più eque, sicuramente questo ha una ricaduta forte anche in Africa, in America Latina e anche in una parte del mondo dove ancora adesso ci sono persone che non riescono ad avere soldi per mangiare. Quindi diciamo questo è stato il mio movente, anche se poi le cose succedono anche un po' per caso nella vita, per cui ho trovato strade che mi hanno portato a fare quello che faccio, ma facendo quello che faccio, perché poi è stata la mia specializzazione scienza dell'alimentazione che mi ha portato in ambulatorio e a occuparmi principalmente di obesità e disturbi del comportamento alimentare, ho subito sentito l'esigenza di avere una formazione più ampia e di non occuparmi solo di calorie, di nutrienti, di quanto le persone debbano mangiare, perché come immagino tutti noi in questa sala sappiamo per esperienza personale, il cibo non è solo nutrizione, ma il cibo ha tantissime valenze che noi spesso, di cui molto spesso non siamo neanche consapevoli, ma anche tante valenze emotive, tante valenze psicologiche che vengono messe in campo ogni giorno mentre mangiamo, mentre facciamo colazione, mentre mangiamo il nostro pranzo e così via. E quindi ho sentito l'esigenza di andare oltre, perché mi sentivo in un certo senso inadeguata a fare il mio mestiere. Quando una persona mi chiedeva aiuto, io sentivo il bisogno di avere altri strumenti. E come sono arrivata al mindful eating? Ci sono arrivata perché ho letto un libro, appunto, i famosi fonti, esattamente. Questo libro si chiama Mangiare Zen ed è di un monaco vietnamita che si chiama Thich Nhat Hanh, che ha scritto tantissimo e ha anche scritto molto sul cibo, nella cui bibliografia c'era il libro in inglese di Mindful Eating di Jan Chosen Baez. È stato veramente una specie di innamoramento, cioè è stata, non so se vi capita, ma quando uno legge una cosa e dice cavolo, è proprio quello che penso, cioè qualcuno ha scritto, no, su carta proprio quello che io avevo, dei pensieri confusi, ma è proprio quello. E quindi ho subito cercato questa donna, questa Jan Chosen Baez, se dato che sapevo che viveva in Oregon, ho iniziato un po' a googlarla, insomma a cercarla su internet, e dopo un po' di ricerche ho trovato che lei fa un corso, o meglio faceva, perché quest'anno è stato il suo ultimo anno di insegnamento, perché ha 73-74 anni, un corso per professionisti sul mindful eating. Cioè come mangiare in maniera più consapevole, ma diciamo come non stare a dieta, come posso dire. Lei è convinta che le diete non funzionano e c'è una grossa letteratura, in realtà anche una letteratura scientifica grossa su questo. Perché? Perché molto spesso le diete sono delle cose che noi sentiamo come costrizioni, come prescrizioni, e invece l'approccio del mindful eating, e se volete dopo ve ne parlerò un po', ma l'approccio del mindful eating è proprio invece in un certo senso, come lei dice, un riscoprire il nutrizionista che c'è dentro di noi, cioè
noi abbiamo una saggezza interna e tutto questo percorso di mindful eating serve a riscoprire questa saggezza interna con cui noi siamo nati e che piano piano molti di noi, per fortuna non tutti, ma molti di noi hanno perso con i condizionamenti dei genitori, con i condizionamenti delle scuole, dei compagni, della televisione e via dicendo. E per rispondere ancora alla sua domanda sul centro di alimentazione consapevole e su Marina, racconto qualcosa anche di Marina perché appunto veramente è per me come se fosse qua accanto a me in questo momento, perché questo libro lo abbiamo scritto veramente in due, ma questo libro è il frutto di un incontro che c'è stato 9 anni fa, in cui abbiamo, per un fortuito incontro, appunto perché siamo state chiamate a nostra volta da uno scrittore, che quindi i libri c'entrano sempre, che è Maurizio Braucci, non so se... che ci ha invitato a fare un corso di cucina ed educazione alimentare per persone, diciamo, tra virgolette svantaggiate, che in quel momento non avevano un lavoro, e questo corso serviva loro ad avere degli strumenti che potevano essere utili, per esempio a fare il babysitter in maniera più qualificata, a fare le cuoche in casa famiglia e così via. E ci siamo ritrovate a fare questo corso insieme e abbiamo visto che l'unione della pratica e della teoria era di più della somma delle nostre competenze separate. E Marina appunto proviene invece da un percorso appunto di altro. Lei adesso è e si definisce giustamente cuoca da una decina d'anni a questa parte. Lei proviene invece però da un percorso di storia di genere. Si è laureata in scienze politiche e poi ha fatto un dottorato in storia del genere e poi è approdata appunto, per i casi della vita alla cucina. Non so se ho risposto a tutte le domande. Erano tante. E quindi lo vediamo già dal titolo, Mindful, e forse ne abbiamo iniziato a parlare, ma cos'è la mindfulness e quindi in quale modo questo approccio si accosta al tema dell'alimentazione? Dunque, la mindfulness è qualcosa che così come coniata questa parola, è stata coniata da un biologo e medico statunitense che si chiama Jon Kabat-Zinn, che negli anni 70 ha creato un protocollo di 8 incontri in cui faceva delle meditazioni, degli esercizi di yoga, degli esercizi di respirazione e una serie di condivisioni con un gruppo di persone che avevano determinati malanni o acciacchi che non riuscivano a curare in altro modo, molto spesso dolori cronici, ansia, depressione, e ha visto che facendo questa serie utilizzando e insegnando questa serie di tecniche, loro a volte riuscivano a gestire molto meglio il loro dolore, altre volte veramente si riduceva, o si riduce l'ansia o si riduce la depressione. Cosa vuol dire mindfulness? Mindfulness vuol dire osservazione intenzionale, quindi volontariamente, a quello che ci succede momento per momento senza giudizio. Cioè io appunto mi osservo nel momento in cui, se sto parlando con voi, oppure nel momento in cui mangio, lo faccio in maniera volontaria, lo faccio in maniera intenzionale, però senza giudicarmi. Questa ultima frase, senza giudizio, senza critiche né giudizio, è una cosa a mio avviso rivoluzionaria, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Dico soprattutto perché appunto faccio questo di mestiere, quindi so quanto io da nutrizionista mi giudico quando mangio una cosa che non si dovrebbe mangiare e quanto i miei pazienti si giudicano quando vanno, no, il famoso sgarro della dieta.
Già. Esattamente, già. E quindi diciamo la mindfulness legata all'alimentazione è questo, e Jan Chozen-Baez ha creato un protocollo con la stessa struttura di quelli che aveva creato Jan Kabat-Zinn, legati ai disturbi del comportamento alimentare, ma forse non voglio neanche chiamarli disturbi del comportamento alimentare, legati a persone che hanno, diciamo, una tematica aperta con il cibo, una tematica con l'alimentazione, che io credo che più o meno siamo tutti, diciamoci la verità. È veramente difficile trovare una persona che abbia un rapporto completamente sereno e semplice con la propria alimentazione. Nel libro voi proponete 5 passi, pochi, semplici. È stato all'indice così. Il primo passo riguarda proprio il prendersi il tempo di guardarsi, di ascoltare le necessità del proprio corpo, anche di capire e di rispondere alla domanda cosa mangio, perché io penso che ognuno di noi rivolga a se stesso questa domanda anche più volte al giorno, soprattutto 10 minuti prima del pranzo o della cena. Facciamo per lo più delle vite che ci portano a stare tanto tempo fuori casa, magari a passare anche la pausa pranzo fuori casa, a non avere tantissimo tempo per fare la spesa. E quindi tante volte per rispondere a questa domanda potremmo anche decidere di intenzionalmente ritagliarci e organizzare alcuni minuti della settimana o della giornata per pensare a come rispondere a questa domanda. E nel momento in cui lo facciamo potremo anche tenere in considerazione diversi aspetti e diversi fattori, in primis che lavoro faccio, quanto tempo ho, ma anche quali sono le mie capacità in cucina. Questo anche per non lanciarsi magari nella preparazione di una pietanza e magari nel restarne poi delusi e quindi gradualmente arrivare a certi risultati. Ma anche e soprattutto, dato che abbiamo parlato anche prima di sostenibilità, cercare di capire in quale area del mondo ci troviamo, quindi quali possono essere i prodotti che abbiamo disponibili a chilometro zero, coltivati magari dal produttore vicino di casa, che possiamo quindi essere certi abbiano certi nutrimenti e siano stati coltivati in una certa maniera che è sostenibile. E quindi, ponendo attenzione a tutte queste cose, possiamo effettivamente rispondere alla domanda cosa mangio? Sicuramente sì. Ogni tanto, eccolo. Sicuramente sì, nel senso, appunto, il primo passo, come scrive in questo caso Marina molto bene, è proprio realizzare dove mi trovo. E realizzare dove mi trovo significa appunto in città o in campagna, in che mese sono, quindi quali sono le verdure e la frutta di stagione, quanto tempo, come dicevi prima, quanto tempo ho a disposizione per mangiare, quante persone devo sfamare solo me stessa o devo sfamare altre persone? Quindi sono tutte domande che ci pongono in ascolto di noi, ma ci pongono in un momento appunto di silenzio, cioè mi fermo, la mindfulness ci insegna a fermarci innanzitutto, cioè mi fermo un attimo, premo il bottone pausa e sento, in questo caso appunto nel primo passo realizzo dove mi trovo in questo momento. Ma è la stessa cosa che farei in una pratica di meditazione formale. Mi fermo, realizzo dove sono, respiro. Quindi appunto spesso noi pensiamo che la meditazione sia qualcosa di trascendentale, di strano, in cui abbiamo bisogno di tempo per fare meditazione. In realtà non è vero, ogni momento della giornata è utile per fare meditazione, ma nello stesso tempo appunto posso utilizzare questo approccio della meditazione per vivere. Infatti non a caso questo protocollo di Mindful Eating si chiama Mindful Eating and Conscious Living, quindi è vivere in maniera cosciente.
E nel momento in cui noi, diciamo, ci avviamo magari a cucinare, insomma, il lato dell'alimentazione e della cucina è quindi un atto, dovrebbe essere un atto di cura per noi stessi e per le persone per le quali cuciniamo, magari la famiglia o gli amici. E un pasto, una pietanza, per cucinare questa pietanza dobbiamo tenere in considerazione solo ed esclusivamente gli alimenti o come scegliere quindi gli alimenti o un pasto è fatto anche di altre cose, come dicevamo, e quindi magari di atmosfere, relazioni che a volte possono essere distese, a volte possono essere tese e tutto influisce sul modo in cui mangiamo. Sì, esattamente, questo penso che sia proprio esperienza comune, no? Di mangiare e appunto noi scrivevamo nel libro pane, emozioni, pesce e tensione, cioè dipende da quello che c'è a tavola, che non è solamente il piatto di pasta, ma è anche l'atmosfera emozionale che è a tavola con noi. E un esercizio molto bello che si fa nel protocollo è proprio quello di ricordarci quando eravamo piccoli, dai 5 ai 10 anni, qual era l'atmosfera emozionale dei pasti in famiglia e riconoscere in realtà, e questo protocollo ci aiuta a fare questo, riconoscere che quei ricordi, diciamo, quell'atmosfera o come ci nutrivano i nostri genitori o chi per essi, era comunque il meglio che loro potevano fare per noi. E questa cosa a volte è difficile da riconoscere perché tante volte tante volte ci sono dei traumi, tante volte ci sono dei brutti ricordi, no, legati a alle famiglie, a come si mangiava in famiglia o cosa succedeva mentre si mangiava in famiglia. Io mi ricordo sempre quando ho fatto il corso, e il corso lo facciamo, diciamo, in prima persona, cioè nel senso che tutti gli esercizi che si propongono nel protocollo li ho fatti io personalmente, guidata da Jan Chosen-Bias. Mi ricordo che nel mio gruppo c'era una ragazza statunitense che aveva avuto una famiglia, almeno dal punto di vista alimentare, estremamente disfunzionale, e lei che aveva 30 anni, forse 35, faceva la nutrizionista, mentre raccontava la sua esperienza di queste cene a casa con il papà, che era un papà violento, era un papà che era molto molto rigido, bisognava stare zitti assolutamente, eccetera eccetera, a volte si arrabbiava e tirava cose dal tavolo, lanciava piatti. Lei, io mi ricordo ancora le sue lacrime, i suoi pianti e la sua disperazione, perché sono cose che comunque segnano, diciamo. E riconoscere, per alcune persone, riconoscere che comunque quello era, diciamo, il meglio che quel padre, quella madre riuscivano a fare è dura, ma a volte è una conquista ed è anche il primo passo per dire adesso posso prendermi cura io di me stessa, esatto, perché poi è comunque un protocollo ed è un corso per imparare a prendersi cura di sé attraverso l'alimentazione e anche attraverso altre cose. E per diventare autonomi, per farlo in autonomia e magari mantenere queste abitudini anche nel tempo. Le famose diete che noi percepiamo come imposte hanno un inizio e una fine, anzi spesso sono anche controproducenti perché tante volte ci riportano dopo breve tempo a recuperare magari una condizione precedente di cui non eravamo più soddisfatti. E io, prima di passare al terzo passo, che è quello della spesa, allora intanto mi ha colpito un po' una frase che c'è all'interno del libro, che penso sia vera: dovremmo tutti andare a fare la spesa a braccetto con la nonna, perché nelle nonne risiede, insomma, quel certo grado di sapienza al quale e di equilibrio al quale tutti possiamo un po' aspirare. E mi piacerebbe anche chiedere, anche solo per alzata di mano, alle persone che sono qui con noi stasera,
se vogliono, quante persone fra voi sono mai andate a fare la spesa almeno una volta senza aver fatto la lista? E il terzo passo è proprio quello di pensare intanto di slegare la parola dieta da quell'idea che abbiamo quasi tutti, che è quella di dieta ipocalorica, perché in verità le diete sono di varia natura, non sono solamente ipocaloriche. E oltretutto potremo anche, sempre con la volontà di cambiare forma mentis, pensare ad una privazione di un certo alimento, magari per un certo periodo, come opportunità per inserirne uno nuovo, uno diverso, con caratteristiche nutrizionali diverse. E mi ha colpito anche il fatto che nelle sue consulenze nutrizionali non prescrive delle diete, ma organizza dei menù, redige dei menù, li studia. E quindi le volevo chiedere quanto conta la voglia che ha il paziente che viene da lei di cambiare abitudini alimentari, di raggiungere un certo grado di autonomia, di equilibrio diverso e se nella scelta dobbiamo tenere conto quindi anche di quali altri elementi che compongono la pietanza, ecco, non solo ingredienti, ma anche, cioè quali caratteristiche deve avere un pasto. Quante domande sono? Tantissime. Allora, da dove parto? Allora, sì, diciamo che voglio fare una premessa su questa cosa del menù e sulla dieta menù. Io non parto mai con le mie esigenze, io parto sempre con le esigenze dell'altra persona, cioè quello che mi sembra utile a me non mi potrebbero mai imporre, a me non si dice, ma comunque a me non potrebbero mai imporre un cambiamento, cioè se qualcuno mi dicesse tu devi mangiare questo e quest'altro, non lo so, io impazzirei. Psicologia inversa. Cioè veramente impazzirei. Per cui credo che non lo cioè io non me la sento di fare questo. Quindi quello che faccio è veramente mettermi nei panni dell'altro. Ma lo dico semplicemente perché io non potrei fare diverso se mi venisse fatto a me. Per cui mi ricordo sempre chiamiamola dieta, appunto chiamiamola menù, di una ragazza che era venuta da me per perdere tanto peso ed era assolutamente una persona arrabbiata con il mondo, diciamo, che sentiva il malessere di questi tanti chili di troppo, ma nello stesso tempo non voleva minimamente mangiare in maniera diversa, quindi era arrabbiata con chi le imponeva delle cose diverse. E comunque io mi ricordo sempre che in questo primo menù c'erano i duplo. E io penso che tipo le avevo messo una cosa tipo 6 duplo al giorno, perché lei si alimentava più o meno, non dico solo con duplo, ma il duplo era la cosa migliore che mangiava. Io ricordo una delle mie diete in cui c'erano 50 grammi di cioccolato al giorno, ecco. Ogni giorno. Hai visto? Preferivo rinunciare a un pezzo più grande di pane, però avere quella mia porzione di cibo comfort. Sì, esatto. E quindi insomma che cosa c'è in un menù? In un menù c'è questo, ci sono tante cose e secondo me va rispettata la persona per la sua storia, per il suo modo di vivere, per le sue preferenze e così via. Ma sicuramente mi chiedeva gli ingredienti di un pasto poi. Il pasto, come dicevo poi all'inizio, non è fatto solo esclusivamente di nutrienti, cioè io posso fare la dieta più bilanciata del mondo, ma bisogna seguirla una dieta bilanciata, quindi io penso che gli ingredienti di un pasto siano
e se volete voglio il libro ve li devo leggere, siano innanzitutto la gentilezza. Cioè uno degli ingredienti fondamentali secondo me è la gentilezza, cioè come essere gentili con noi stessi mentre scegliamo quello che mangiamo, perché anche là vi posso raccontare una cosa che racconto nel libro, ma da nutrizionista io posso essere una persona veramente poco gentile con me stessa, come dicevo prima, no? Non sia mai vado dal salumiere, per me il salumiere è un negozio che potrebbe anche non esistere, cioè tipo il diavolo. Però per fortuna ogni tanto ci vado e ce n'è uno vicino casa che tra l'altro appunto ha saputo da amici che io faccio questo mestiere e una volta dopo il lavoro sapevo che a casa non c'era niente, sapevo che appunto nessuno aveva organizzato una cena, era tardi eccetera, io vado lì e compro una busta di insalata con mascherina e esatto, cuffia, una non busta sono di io. insalata e una di quelle paste sfoglie, buitoni, non si può dire forse la marca, una di quelle paste sfoglie industriali che sono piene di, diciamo, di oli terribili, sempre questa è la mia nutrizionista cattiva che sta alle mie spalle. E un po' mi giustifico con questo salumiere che appunto che mi conosce, che sapeva il mio mestiere, e lui dice vabbè, ma siamo tutti umani. E a me questa cosa mi ha sollevato da morire, cioè nel senso che veramente dico, ha ragione, siamo tutti umani, anche qualche volta, esatto. Quindi diciamo, da lui ho imparato questa lezione della gentilezza che tanto pratico, insomma, con le persone che conosco. Quindi il primo ingrediente secondo me è la gentilezza. Il secondo ingrediente è l'osservazione, cioè l'osservazione di noi. Come sempre nella mindfulness, poi l'osservazione, dicevo prima, l'osservazione volontaria. Quindi osservare mentre mangiamo, ma mentre anche facciamo la spesa, mentre scegliamo quello che mangiamo, i nostri pensieri, appunto in quel caso i miei pensieri erano ah cavolo nessuno ha cucinato, ah cavolo adesso compro una busta di insalata e bla 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 bla, le emozioni, in quel caso io avrei potuto dire non so, che c'era sicuramente uno scoraggiamento, che c'era la rabbia perché nessuno aveva pensato alla cena e queste due emozioni e le sensazioni fisiche. Quindi nel momento in cui mangiamo oppure ci sediamo a un tavolo per mangiare possiamo osservare queste tre cose. Devo dirli tutti o va bene così? E quindi esserne consapevoli e magari anche decidere in maniera gentile di accettarle perché magari quel giorno è andata in quel modo. Ecco. Esattamente. Che non significa essere indulgenti, Ecco, perché molto sì. spesso le persone quando io dico di praticare la gentilezza, tutti quanti mi dicono vabbè ma se io pratico la gentilezza nei miei confronti mangio appunto altro che 50 grammi di cioccolata, mangio 7 tavolette di cioccolata tutte insieme per esempio. Non è questo, cioè è semplicemente dire appunto da una parte oggi è andata così, ma semplicemente dire in questo momento ho bisogno di questo, in questo momento ho bisogno di un pezzo di cioccolata, ma è difficile spiegare la differenza, ma appunto non è per niente indulgenza, perché l'indulgenza, alla base dell'indulgenza c'è comunque un giudizio, ah non lo dovrei fare, però mi sto permettendo di farlo. La cucina è poi il luogo dove, e questo è un capitolo che è stato curato in particolare da Marina, la cucina è un po' il luogo dove avviene l'alchimia, non solo quella della preparazione dei cibi, ma come abbiamo detto ci si siede a tavola, che si sia da soli o che si sia in famiglia o in compagnia, è il luogo dove ci si ritrova a mangiare. Osservazione gentile. E nel
capitolo, Marina, racconta anche, descrivendo quale potrebbe essere la cucina funzionale, quella che ci potrebbe portare a non a dire mi manca questo utensile, non ho quella postazione perfetta, e quindi ci potrebbe dire no, rinuncio, non cucino, infilo nel microonde il mio pasto precotto. Invece basta poco per organizzarsi, e nel farlo, nel raccontarci come potrebbe essere la cucina ideale, racconta proprio la nascita del centro di alimentazione consapevole e della cucina, che in fondo è un po' anche il cuore insieme a voi due. E quindi ti volevo chiedere se ci puoi raccontare la storia di come è nato il centro, perché parla un po' anche del locale che vi ospita, e quindi com'era prima e la funzione che aveva prima questo locale è curiosa, rispetto a poi a quello che ha ospitato e che ospita oggi. E poi ti volevo chiedere se vuoi condividere con noi intanto un po' delle attività che fate, di quali sono le aspettative vostre e quelle delle persone che si avvicinano al centro, sempre tante domande. E anche se ci vuoi raccontare qualche storia in particolare, come già stai facendo rispetto alle persone che incontrate. Allora, vabbè, mi inviti a nozze comunque, perché il centro per me, appunto, per noi, noi diciamo sempre un po' come un nostro figlio, quindi ci fa sempre piacere raccontare la sua storia. E anche perché lo abbiamo fatto veramente con tutte le cose che avevamo a disposizione, abbiamo cercato di non comprare niente, abbiamo riciclato qualunque cosa. C'è una bella storia di questa credenza. Della credenza. Sì, se volete ve la racconto. E comunque come è nato? Quando abbiamo capito che volevamo lavorare insieme, all'inizio un po' timide, diciamo, avevamo pensato di trovare un ristorante e affittare la cucina nel giorno di chiusura di questo ristorante. Io però facevo yoga nel cortile dove adesso c'è il centro, e a fianco alla mia scuola di yoga c'era un Fittasi. Quindi mi lancio in questa telefonata, la persona che mi risponde dall'altra parte mi chiede: vabbè, ma che cosa volete fare? Perché assolutamente non bisogna lavorare la sera in questo posto, perché c'è una situazione particolare nel cortile, mica volete fare un locale notturno, che era quello che c'era prima. E io chiaramente l'ho rassicurata dicendo: no, noi siamo una nutrizionista e una cuoca, diciamo, non ci fa neanche tanto piacere lavorare la notte, per cui appunto faremo corsi e adesso appunto vi spiego cos'altro. E quindi abbiamo trovato questo centro, questa accoglienza, abbiamo fatto i lavori e abbiamo aperto poi in un giorno emblematico, che è l'8 marzo del 2014, e come dicevo prima abbiamo utilizzato moltissime delle cose che c'erano già, per esempio il pavimento che era tutto nero di legno l'abbiamo tolto, abbiamo fatto delle mensole, abbiamo preso questa credenza anni 60 che io avevo trovato penso 15 anni prima per strada vicino casa mia, e che mi ero portata in tutte le case dove avevo vissuto, anche a discapito di persone tipo mio padre, che la prima casa era ancora la casa dei miei genitori, che quando ha visto questa credenza entrare in camera mia non è stato proprio felicissimo, devo dire, però io ho insistito, alla fine ha trovato proprio veramente il suo logo perfetto nel centro di alimentazione consapevole. Ma la stessa cosa è stato invece il bancone, proprio la cucina vera e propria del centro, che è stata invece un'idea, e non solo l'idea ma anche la realizzazione da parte del padre di Marina, che pur essendo un ingegnere, una persona bravissima con le mani, quindi si è messo e ha fatto questo bancone di legno con tutti gli utensili sotto, insomma una cosa anche molto funzionale, molto bella da vedere e nello stesso tempo molto funzionale. E così abbiamo creato questo centro che è un po' una casa, cioè quello che noi volevamo dare e che in realtà ci dicono le persone quando entrano, dicono: ma sembra di stare a casa, perché noi era proprio questa l'atmosfera che vogliamo creare, un'atmosfera comunque accogliente, semplice ma accogliente. Qual era l'altra domanda?
quali sono le attività che quali sono le svolgete attività in del centro e forse qualche storia, se c'è Ok. qualche storia In particolare. sì, sì. Allora, le attività del centro, noi diciamo abbiamo iniziato un po' facendo quello che facevamo con il corso di volontariato, cioè un corso che in questo caso è un corso di cucina e nutrizione, cioè noi facciamo dei corsi che dalla pandemia in poi sono anche online, quindi anche dalla Sardegna si possono seguire, perché appunto dei corsi in cui io racconto in maniera più semplice possibile la parte nutrizionale, i benefici che può avere ad esempio l'alimentazione vegetariana, che è un nostro must, diciamo il corso di cucina e nutrizione vegetariana, e ogni lezione è intervallata da momenti appunto tra virgolette teorici e momenti pratici che sono l'imparare le ricette insieme a Marina. Quando si era in presenza si mangiava alla fine tutti quanti insieme, adesso questa cosa non è possibile, quindi vabbè, non si però anche devo dire attraverso lo schermo la cosa che poi ci ha colpito è che è appunto il cibo, la convivialità, no? Cioè anche attraverso lo schermo la convivialità ha preso il sopravvento, cioè mangiavamo, tutti assaggiavamo, tutti attraverso gli schermi ed era molto molto particolare il fatto che questa emozione della convivialità potesse passare. A conferma del fatto che il mangiare, il nutrirsi non è solamente ingredienti cucinati, esatto, ma è veramente un cibo appunto, come direbbe Giancio Sembaeses, è la fame del cuore, non solo la fame del corpo. Vabbè, lei ne dice 9 di fame, ma questo è un altro discorso. E invece se volete un aneddoto, la persona che lo abbiamo scritto nel libro, ma la persona che più ci ricordiamo con anche un sorriso veramente, è una persona che venne da noi avendo appena mangiato un panino, salsicce e friarielli. E lei diciamo era un po', da una parte si vergognava, dall'altra parte era un po' sfidante di questa cosa, diceva ma io mangio un sacco di carne, e dicevo vabbè ma noi non siamo, cioè, noi non siamo dogmatiche appunto, cioè, non abbiamo... e lei aveva avuto poco tempo prima un tumore al seno e si era avvicinata ad un'alimentazione più sana per questo motivo, e un'amica le aveva detto guarda c'è questo centro di alimentazione consapevole, perché non andiamo a fare un corso, quindi erano venute a fare un corso di cucina e nutrizione. La cosa veramente per noi bellissima è stata vedere poi l'evoluzione di questa persona che appunto dal mangiare il panino, salsiccia e friarelli poi ci ha raccontato, ci mandava foto del tempo di queste cose bellissime che lei faceva, lei non mangia più carne, insomma si è veramente convertita a un modo di mangiare decisamente più appunto consapevole, e quindi la portiamo sempre nel cuore, diciamo, l'abbiamo citata nel libro, è venuta alla nostra presentazione del libro e siamo molto riconoscenti, diciamo, a questa persona. E l'ultimo passo è quello del mangiare, insomma. E il libro è ricco, ricchissimo di consigli, di ricette, anche di meditazioni, di esercizi, e solo ti chiedo stavolta una sola domanda. Sì, ce la faccio. Ci racconti dell'esercizio Sii l'ospite di te stesso? Come no? Certo. Allora, questo esercizio è un esercizio che c'è nel corso, nel protocollo, ed è un esercizio che a mio avviso è sorprendente, nel senso che ha delle reazioni delle persone molto sorprendenti, molto, molto diverse le une dalle altre. È un esercizio molto semplice in realtà, cioè noi molto spesso quando mangiamo, quando prepariamo più facilmente una cosa organizzata quando lo stiamo facendo per altre persone.
molto spesso mi si racconta, no vabbè, ma io quando mangio da sola mangio in piedi, mangio un po' di pane e formaggio, mangio davanti alla televisione, cioè non mi occupo, non mi prendo cura di me se devo mangiare da sola. E invece l'esercizio appunto è fare una volta, una cena, un pranzo, una merenda, qualunque pasto sia, come se fossimo l'ospite di noi stesse. E quindi apparecchiandoci una tavola come lo faremmo per un ospite, magari mettendo una musica bella, magari mettendo un fiore, una tovaglia bella, i piatti appunto del servizio buono, esatto, e cucinandoci quello che faremmo per il nostro ospite. E io vi invito a farlo perché veramente le reazioni e le sorprese che uno mentre fa questa cosa sono particolari, sono sorprendenti, per cui l'invito è semplicemente provarci, insomma. Grazie Paola, grazie per averci seguito. Grazie a voi. Chiedo alla coordinatrice e alla relatrice, ci sono i ragazzi che presenterà l'assessore, prego, che daranno un riconoscimento ai nostri due relatori. Ancora grazie. Ringraziamo Paola per la sua testimonianza e Cinzia per la brillante conversazione che ha saputo imbastire insieme all'autrice. Chiamo due ragazzi del nostro staff, Giacomo e Davide, che consegneranno dei pensierini per le nostre ospiti. Prego. Un applauso a questi ragazzi. Giusto, bravissimi, grazie. Giacomo e Davide insieme a Tiziano sono le new entry del nostro staff, si sono resi disponibili. Grazie ragazzi, grazie. Ah Tiziano, vieni. Vediamoli tutti e tre vicini. Giacomo, Davide, tornate qua. Eccoli qua. Grazie. Adesso ci sarà un piccolo intermezzo musicale e poi partiamo con la seconda presentazione.